Che cosa vuol dire oggi parlare di euro e qual è la posizione dell'Italia dei valori nel contesto di uscire o di restare nel sistema di euro, non di Europa, che sono due discorsi diversi? Vede, allora, in Europa è stato fatto un errore, si è puntato a fare una unità monetaria prima che un'unione politica. Allora non è l'euro che ti risolve il problema, però vorrei anche sgombrare il campo. Qui la lite è euro sì, euro no. Il problema non è l'euro, diciamocelo francamente. In Germania c'è l'euro e sono ricchissimi, in Italia c'è l'euro, non possiamo arrivare a fine mese. Allora il tema è come usi l'euro. Se voi ricordate, andando un po' indietro nel tempo, quando l'euro entrò nei nostri paesi e nelle nostre tasche, nelle nostre case, bene, in Germania cambiarono alla pari, in Italia al 50%. Quello stesso giorno abbiamo perso il 50% del nostro potere d'acquisto. Allora il problema non è l'euro, è come lo usi l'euro, è come crei le condizioni per fare in modo che l'Italia abbia pari opportunità in Europa, così come gli altri paesi. Le ricette ci sono, devi dare soluzioni. Io mi sono stancato di sentir chiacchiere attorno. Noi facciamo come Italia dei Valori delle proposte concrete, le andiamo via via citando. Primo, noi dobbiamo rendere i nostri lavoratori nelle stesse condizioni dei lavoratori tedeschi, inglesi, francesi. E allora pensiamo a un contratto collettivo di lavoro europeo. Non è pensabile, per renderlo esplicito, che in Italia, per chi ha lo stipendio, ha la fortuna di averlo, la media è 1.500 euro, mentre in Germania 2.300, in Francia 2.100, in Inghilterra 2.100. E aggiungo, rispetto a un costo della vita che in quei paesi è più basso. Se pensate, il costo della casa in Germania al metro quadro è meno 44% rispetto che in Italia. Allora hai uno stipendio più alto e un costo della vita più basso. È chiaro che l'economia funziona, ma è lì che devi battere i pugni, fare in modo e creare le condizioni per avere pari opportunità. Anche un altro esempio, paghiamo tutti l'RC auto, che è un peso per tutte le famiglie italiane. Bene, ma per quale motivo le compagnie assicuratrici in Europa fanno pagare la metà rispetto all'Italia? E allora il tema è proprio quello. Alla fine o noi ci facciamo rispettare in Europa oppure non ha senso stare in Europa. Quindi il problema non è l'euro. Io vorrei destare l'attenzione di chi ascolta sul fatto che deve essere creata la condizione per stare in Europa e avere pari opportunità per le famiglie, per le imprese, di essere veramente europee e non suddite della Germania, come invece sta accadendo.